Presidente, c'è una riflessione che questo assestamento di bilancio e il DEF ci impongono di fare. Mai come oggi la nostra Regione ha potuto contare su una disponibilità di risorse consistente. Eppure, proprio mentre disponiamo di mezzi economici importanti, continuano a rimanere irrisolti alcuni dei problemi più profondi che riguardano il futuro della nostra comunità. Ci chiediamo allora quando siano davvero efficaci le politiche che mettiamo in campo. Pensiamo al calo demografico, continuate a rispondere con bonus e contributi che possono certamente rappresentare un aiuto, ma che con la vostra impostazione si esauriscono nel primo anno di vita del bambino, quasi come se le difficoltà delle famiglie terminassero lì. Chi diventa genitore sa bene che le esigenze crescono negli anni. Servono servizi, conciliazione tra lavoro e famiglia, asili accessibili, sostegni stabili e non interventi frammentati. Così come non possiamo ignorare la continua fuga di giovani richiamata anche dal collega Onzel nella relazione di minoranza del gruppo misto. Formiamo competenze che poi trovano altrove opportunità che qui non riescono a vedere. È un impoverimento silenzioso che rischia di compromettere il futuro della nostra regione. Rimangono poi le criticità della sanità con liste d'attesa che continuano a rappresentare una delle principali preoccupazioni dei cittadini e quelle del governo del territorio, dove assistiamo sempre di più a comunità costrette a mobilitarsi per difendere i propri territori. Prima erano le pale eoliche alte 200 metri, poi sono i campi fotovoltaici che si moltiplicano senza una pianificazione efficace, anzi contratta con una rete che non regge, fino al progetto del termovalorizzatore, uno degli ultimi casi, che suscita forti preoccupazioni per il possibile impatto sulla laguna di Marano. O ancora la questione del tagliamento, che rappresenta una prova tangibile di questa difficoltà nel dare una visione complessiva. Su tutti questi temi emerge una sensazione diffusa, quella di una governance che fatica ad esprimere una strategia organica. E allora la domanda è inevitabile. Disponiamo davvero di una straordinaria ricchezza di risorse, ma stiamo costruendo una regione più forte, più attrattiva e più capace di affrontare le sfide del futuro? Siamo onesti nel dire che il provvedimento contiene anche numerose misure condivisibili e rispetto al quale non abbiamo trovato alcuna difficoltà a riconoscere appunto positive ciò che abbiamo sentito rappresentare nelle ultime settimane. Penso ad esempio agli ultimi 8 milioni destinati dall'assessore Bini al comparto dell'elettrodomestico, accompagnati dal vincolo di non delocalizzazione della produzione, una scelta che è sicuramente giusta e che quindi va a tutelare le nostre imprese, però mi trovo d'accordo con il collega Conficoni nel momento in cui dice che questa misura arriva anche tardi. Alcuni emendamenti inoltre rappresentano il punto di arrivo di proposte che avevamo avanzato nei mesi scorsi. Lo dimostrano le risorse destinate ai campionati universitari nazionali che torneranno nella nostra regione dopo 15 anni grazie ad un nostro emendamento approvato da quest'Aula e che ha consentito ai CUS di Udine e di Trieste di presentare il dossier di candidatura, così come giudichiamo positivamente l'inasprimento delle sanzioni per chi distrugge i nidi o ancora le riserve promesse alla riserva marina di Miramare e l'ulteriore 1,5 milioni di euro stanziato per il NIPT, il test del DNA fetale, misure che abbiamo proposto e a cui avete dato seguito. Ora con lo stesso spirito continueremo quindi nei prossimi giorni attraverso le nostre 52 proposte emendative che toccano i vari aspetti della nostra regione, risorse ad esempio per consentire il reinserimento sociale e lavorativo di chi è vittima di violenze, o ancora la prevenzione neonatale con il test della leucodistrofia metacromatica, o ancora la mobilità sostenibile con l'introduzione nel bike sharing
dei seggiolini che consentiranno a chi è genitore di spostarsi con il proprio figlio, ma non mi dilungo oltre perché tanto avremo modo poi per illustrarli singolarmente. Continueremo a fare ciò che abbiamo sempre fatto, ovvero avanzare proposte concrete, migliorare i provvedimenti che ci sono presentati e offrire risposte ai cittadini senza limitarci ad una contrapposizione di principio. Grazie.